Cari amiche ed amici, benvenuti da Mimmo Vita ad Agricoltura 4.0, il settimanale di Regione Veneto e Veneto Agricoltura sulla difesa delle colture agricole. Ecco le notizie in evidenza. Pesco, susino e albicocco. Per ridurre la presenza del corineo delle drupacee, un fungo, i sintomi sono piccole tacche rosso-violacee sulle foglie che seccandosi le lasciano bucherellate, intervenire a completa caduta foglie con prodotti a base di rame. Invece, per i danni da batteriosi causati in primavera e in autunno da Xanthomonas campestri PV pruni, effettuare 2-3 trattamenti a distanza di 10 giorni con prodotti rameici nei periodi di caduta foglie e dopo le operazioni di potatura. Melo e pero. Per il controllo dei cancri e disseccamento dei rami, intervenire con prodotti rameici al 20-30% di caduta foglie e se opportuno ripeterlo al 70-80% di caduta foglie. Durante la potatura asportare i rami più colpiti, i prodotti rameici sono attivi anche contro il colpo di fuoco batterico. Frumento. Semine quasi completate, al momento non si rilevano focolai di afidi, del resto con le basse temperature si riduce a zero il rischio di infestazioni da insetti. In caso di semine tardive, incrementare di un 10% la quantità di seme per ettaro, perché con basse temperature la germinazione è inferiore. La densità finale di semina ottimale è di 400-450 semi per metro quadrato per il grano duro e 300-350-400 semi per il tenero. E chiudiamo con l'approfondimento di oggi dedicato alle attività culturali per garantire la qualità del radicchio tardivo di Treviso e noi ci vediamo la settimana prossima. È la cura nel campo a determinare la qualità del radicchio tardivo. Tra settembre e ottobre il controllo delle piante per verificare l'eventuale presenza di insetti o parassiti è fondamentale. Necessario che la pianta arrivi alla raccolta perfettamente sana. Per fare questo devo operare nei mesi di agosto-settembre, principalmente nella cura della pianta attraverso delle lavorazioni culturali e nella gestione di tutta quella parte riguardante l'aspetto fitosanitario che si tratta di gestire con i trattamenti specifici per la coltura. Questi trattamenti vengono effettuati previa verifica da parte del consulente, in questo caso del sottoscritto, vado a fare il giro in campagna, dal giro in campagna ne esce l'intervento da fare, che può essere un intervento contro dei funghi o un intervento contro degli insetti. Gli insetti principali del radicchio sono gli afidi oppure i lepidotteri, mentre per quanto riguarda i funghi principali del radicchio sono sostanzialmente l'oidio, l'alternaria, la cercospora e la sclerotinia. Il percorso di qualità poi procede nella forzatura, che è un'altra fase importante per il radicchio tardivo. Diciamo la forzatura è la parte centrale del radicchio di Treviso tardivo, in quanto è quella lì che fa cambiare la coltura e fa cambiare anche l'aspetto estetico della pianta. È chiaro che per arrivare alla forzatura, dalla raccolta in campo bisogna fare altre operazioni, che sono quelle di fare una cernita del prodotto che andrà a finire in fase di imbianchimento e quella di eliminare tutte quelle foglie che si vedono marce oppure si vedono rotte. Fatta questa operazione, il prodotto va a finire dentro nelle vasche di imbianchimento. Cosa c'è di particolare nella vasca di imbianchimento? Sostanzialmente dell'acqua che scorre continuativamente ed è acqua di risorgiva. Naturalmente è dentro in una serra, se vogliamo chiamarla serra, con un telo esterno bianco e la parte interna nera, di modo che ci sia meno luce possibile, e lì vive sostanzialmente in funzione del momento di raccolta da 10 a 15 a 25 giorni. Questo dipende molto dall'ambiente esterno e dal periodo, per cui più umidità c'è, meno ci saranno i giorni di imbianchimento, più secco c'è, più freddo c'è, più si allunga il periodo di imbianchimento.